questa occasione è arrivato un appello alla Regione, soprattutto per il rispetto delle regole da parte dei cinesi. Schiacciati dalla crisi economica e dalla concorrenza dei commercianti cinesi che a poca distanza dal centro grossisti padovano hanno aperto un complesso analogo. Secondo l'Ascom si tratta di concorrenza sleale perché non sempre verrebbero rispettate le norme sul lavoro e sulla qualità delle merci. Una denuncia ribadita con forza all'assessore al lavoro Donazzan. Dopo la Guardia di Finanza, la Prefettura e il Comune, i commercianti chiedono un intervento della Regione, ma il grande assente secondo loro è lo Stato. Manca una legge, delle leggi, perché non ci vengono a dire che quando succede qualcosa, guardate, ci vengono a dire che qualcuno interviene dall'alto e tu vieni a casa mia, fai quello che vuoi e poi se qualcuno ti mette i bastoni tra le ruote tu fai intervenire il console, ma su che mondo stiamo vivendo? L'assessore regionale al lavoro ha accolto la richiesta d'aiuto dei commercianti annunciando l'epoca della tolleranza zero. Controlli vuol dire Guardia di Finanza, come è già intervenuta, ma vuol dire Ispettorato del Lavoro, vuol dire tutta la parte della sanità, della salute. A quante verifiche sono sottoposte le nostre aziende, soprattutto quelle italiane? Beh, forse varrebbe la pena mettere una bella lente di ingrandimento su quelli che oggi fanno concorrenza sleale. Il presidente dell'Ascom cita quindi il libro nero della contraffazione, secondo il quale i commercianti stranieri spediscono in patria 1.000 euro al mese, in tutto una cifra enorme che esce dal nostro circuito del commercio impoverendo tutta l'economia. Tanto da spingere l'assessore a lanciare anche un appello ai consumatori. La consapevolezza di acquistare una maglietta in meno, ma che sia italiana, significa difendere un posto di lavoro italiano.